Cari amici della Tenda TV, ben ritrovati, siamo in Piazza del Popolo a Vittorio Veneto e siamo qui per Calici di Stelle, un'iniziativa, una manifestazione che torna a Vittorio Veneto dopo qualche anno e siamo in compagnia del presidente della Proloco di Vittorio Veneto proprio per parlare di questa iniziativa che, possiamo dirlo, è una delle prime iniziative dopo la ripartenza. Allora, presidente, innanzitutto come siete riusciti a organizzare tutto questo? Siamo riusciti perché siamo riusciti a rispettare le norme per quanto riguarda il coronavirus e quindi la piazza è chiusa, abbiamo degli ingressi contingentati, abbiamo tutte le cautele che prevede il decreto e questo ci ha permesso di organizzare questa edizione 2020 di Calici di Stelle, dopo che l'ultima edizione che avevamo organizzato era quella del 2013, in quel di Serravalle. Piazza del Popolo si presta benissimo a una manifestazione del genere, oltretutto è un modo anche per allietare le serate d'agosto dei vittoriesi e perché no, per invitare i non vittoriesi che si trovano in vacanza e che hanno saputo di questa manifestazione a visitare Vittorio Veneto, a scoprire i vini che producono le cantine vittoriesi. Infatti abbiamo 14 cantine che espongono e propongono circa una cinquantina di vini e questo ci fa piacere. I numeri e le presenze vediamo che sono buone e quindi questo ci fa piacere. Siamo in compagnia del vice sindaco di Vittorio Veneto, Gianluca Posocco. Vice sindaco, è bello vedere Piazza del Popolo animarsi in questa serata d'agosto. Ormai non eravamo più abituati a vedere così, vivere questa piazza in questo modo. Un plauso quindi anche a chi ci ha creduto fino in fondo. Sì, un plauso senz'altro alla Proloco che in questo ultimo mese ha lavorato tanto per la città. Partendo dalla manifestazione di Baccarando, poi con Rive Divine e questa magnifica serata con Calici Stelle. La Prologo che ci ha creduto e questa serata magnifica, si sta benissimo qua in piazza, è una piazza che si sta riempendo, quindi bellissima vetrina per Vittorio Veneto anche questa sera. Una bellissima vetrina per Vittorio Veneto, il vino la fa da padrone anche in questo caso, tante sono le aziende che si sono messe in gioco, che sono venute qui con i loro stand e si torna sempre a un concetto che noi cerchiamo di ripetere più e più volte, quello della promozione del territorio, della promozione anche delle eccellenze del nostro territorio, giusto vice sindaco? Sì, esatto, promozione delle eccellenze di Vittorio Veneto. Qui ci sono 14 produttori che noi conosciamo personalmente, tutti quanti, però sono 14 cantine che agli occhi del mondo sono grandi produttori di vino eccellente, grandi produttori di prosecco e anche altri vini che stiamo degustando questa sera. Quindi una cosa che per noi è scontata, agli occhi del mondo invece è un'eccellenza. Dobbiamo promuovere questo territorio, lo stiamo facendo tutti insieme, tutti i comuni, la regione, e veramente questo è uno degli appuntamenti per farlo. Questo è uno degli appuntamenti, sappiamo che ovviamente il riconoscimento delle colline patrimonio UNESCO può essere un volano e speriamo che insomma dopo la pausa, diciamo così, del Covid si possa tornare a credere veramente in un rilancio turistico del nostro territorio. Sì, io ci credo enormemente, ma vediamo anche, ci credono le stesse persone, gli stessi cittadini privati che stanno investendo nel territorio. Se avete occasione di andare nelle nostre colline di Confin, Carpesica, Formeniga, Cozzuolo, vedete cosa sta sorgendo, quante attività stanno nascendo, quanto la gente ci creda veramente alla promozione del territorio. Ringrazio veramente questi cittadini e tutti quelli che lo promuovono assieme a noi. E adesso andiamo a fare un rapido tour proprio per conoscere, per scoprire i produttori vitivinicoli che sono presenti questa sera in Piazza del Popolo. Ma non potevamo mancare perché per la città bisogna sempre essere presenti per la propria città, per risvegliarla soprattutto in questo momento in cui abbiamo bisogno di dare anche segnali di sicurezza. È chiaro che dobbiamo starci attenti e noi abbiamo preso tutte le precauzioni del caso e credo che ci saranno tutti i presupposti perché venga una bella serata. Quali vini proponete ai partecipanti?
Ma abbiamo pensato di fare quello che io chiamo orizzonte circolare, quindi partire dal vino più storico della denominazione, anzi di prima che ci fosse la denominazione, quindi qualcosa di fermentato senza solfiti e ancora con i lieviti in bottiglia, per arrivare allo Charmat e successivamente all'evoluzione e rientrare in quello che era il metodo classico con il nostro 6-1, con un Brut Natur. Siamo ormai noi produttori disabituati al contatto col pubblico e agli eventi e alle manifestazioni che prima di quest'anno erano invece il nostro pane quotidiano, e ci manca, credo di poter parlare anche per tutti i miei colleghi, ci manca molto il contatto col pubblico, perché è sempre un momento molto importante, il momento in cui i frutti del nostro lavoro vengono messi a confronto con i gusti del pubblico e possiamo quindi avere un riscontro della qualità del nostro lavoro, e questo è veramente molto importante, perché possiamo produrre il vino più buono del mondo, ma se non lo condividiamo con il pubblico è un lavoro in solitaria che non appaga. Quali vini proponete questa sera? Allora, questa sera sono molto emozionata perché porto una grandissima novità. Il mio rifermentato in bottiglia da varietà resistenti. Reverso è il nome del mio vino. Il nome ci dice che lo possiamo degustare limpido e quindi senza i lieviti, oppure dopo aver capovolto la bottiglia, torbido o cloudy, come dicono gli inglesi, e quindi ognuno può scegliere la versione che preferisce. Per la nostra azienda è bello partecipare, farsi anche conoscere o farsi vedere che ci siamo presenti. Che cosa trovano i partecipanti al vostro stand? Trovano prima di tutto il vino sicuramente buono, dopo vogliono provare, vedere, assaggiare e ben venga. Quali vini proponete? Noi abbiamo proposto Prosecco Extra Dry di OCG, Prosecco frizzante sempre di OCG e del rosso Merlot. Siamo presenti sempre, purtroppo è stata sospesa per un attimo, adesso fortunatamente è ripresa, riteniamo che sia molto importante queste manifestazioni per far conoscere il nostro territorio ai turisti che possono esserci e comunque la gente in generale che viene qui. Tony Doro che cosa propone ai partecipanti? Allora proponiamo 3 tipologie di prosecco di OCG, un extra brut molto secco, un brut e un extra dry. Quanto sono importanti queste manifestazioni? Beh, sicuramente sono importanti, anzi sono venute a mancare quest'anno con la pandemia, e così speriamo sia l'inizio di un nuovo inizio, insomma, ecco. La vostra azienda che cosa propone ai partecipanti? Allora, noi siamo una piccola azienda a livello familiare. La nostra tradizione prevede al primo posto, diciamo, il prosecco, che è circa l'80% dell'azienda, mentre un 20% abbiamo mantenuto le tradizioni, diciamo, di 3 generazioni ormai da mio nonno, dove avevamo anche questi rossi, il Merlot, il Cabernet Franc, il Cabernet Sauvignon e il Marzemino, e quindi un rosso Colli di Conegliano. Beh, noi siamo qui perché certamente crediamo a questa cosa, queste manifestazioni che le abbiamo sempre fatte, anche promosse in prima persona, perché è necessario che noi tutti facciamo conoscere i nostri prodotti alla popolazione comune e anche non comune, anche qualche turista che c'è in questo periodo. E il vostro stand che cosa propone? Ma diciamo, proviamo del vino il nostro che abbiamo fatto il Rive di Cozzuolo, l'Extra Brut, quest'anno come prima volta, e abbiamo il vin col fondo e un po' di rosé. Questo è uno stand misto, che cosa trovano i partecipanti qui? I partecipanti nel nostro stand possono trovare diversi vini che rappresentano le nostre zone. Abbiamo dai prosecchi, brut, extra dry, ai vini bianchi fermi, proseguendo poi con il rosé e fino ad arrivare al torchiato di Fregona, che è il vino dolce tipico delle zone di Vittorio Veneto.
L'affluenza al momento è interessata, le persone che vengono al nostro stand vogliono sapere quali vini possono trovare, anche alcune indicazioni circa le cantine e i vini che proponiamo. Cercano magari anche la particolarità della zona. E quando si parla di vino non può mancare la nostra Michela Taffarel, sommelier. Allora, abbiamo appena sentito tanti produttori, tante cantine che sono qui proprio con la voglia anche di ripartire, con uno slancio del tutto particolare. Allora, Calici di Stelle in questa bella serata d'agosto. Beh, intanto speriamo nelle stelle, ma la serata promette bene. Hai ragione te, Federico, l'importanza di questa manifestazione è proprio questa, dare un rilancio, dare un'immagine proprio di rilancio e di aver voglia di ricominciare con il vino, che è la cosa che ci accomuna un po' tutti quanti, ricominciare con i vini del nostro territorio. In questa manifestazione qui a Vittorio Veneto questa sera abbiamo tutti i vini del nostro territorio, proprio dal vittoriese, allargandoci leggermente fuori del vittoriese, quindi abbiamo tutte cantine che ben conosciamo e c'è tanta gente che sta apprezzando il poter ritrovarsi in compagnia ad assaggiare vini, a bere insieme, pur con tutte le sicurezze, ma con un attimino di tranquillità e di rilassamento in queste serate calde ma piacevoli qui a Vittorio Veneto. Le aziende ci sono, la voglia di condividere i prodotti, di condividere il territorio, di condividere le esperienze c'è, venite a trovarci che noi siamo qui. E a Calici di Stelle, ovviamente, oltre ai calici, non potevano mancare le stelle. Siamo qui con Silvano Tocchet, presidente dell'associazione Astrofili Vittorio Veneto. Avete installato proprio un telescopio qui in Piazza del Popolo. Allora, questa sera che cosa trovano i partecipanti? Allora, trovano delle immagini riprese in diretta, non è stato facile, degli oggetti che si vedono questa sera. Allora, abbiamo cominciato con le stelle, Giove era nascosto dietro la sagoma del quadrilatero, adesso si è reso visibile, abbiamo visto i suoi 4 satelliti, le fasce di nubi, attendiamo Saturno, ancora un quarto d'ora e si farà vedere il Signore degli Anelli. Quindi proprio con questo telescopio le immagini vengono proiettate in diretta all'interno di un maxi schermo e quindi state anche raccontando tutti quelli che sono un po' i segreti, che per voi non sono più dei segreti ma per noi comuni mortali, insomma. Allora, devo dire che questa tecnica non era una tecnica nuova, ma con le restrizioni imposte dal Covid non si poteva rendere agibile la cupola ai visitatori, perché ogni volta bisognerebbe aver fatto entrare le persone una alla volta e aver sanificato gli oculari. Allora ci siamo dotati di una camera di ultima generazione, col telescopio dell'osservatorio, che è di una categoria diversa da questa, abbiamo fatto alcune prove, ma ieri sera abbiamo visto delle cose che ci hanno lasciato senza fiato, letteralmente senza fiato. Ecco, quindi l'invito è anche quello, sappiamo che appunto voi avete il vostro quartier generale all'osservatorio a pochi chilometri diciamo da Vittorio Veneto, però vi state ingegnando anche per andare oltre a queste restrizioni. Beh, allora l'osservatorio è continuamente visitato, non ne facciamo neanche tanta pubblicità per evitare assembramenti oltre i limiti, però è chiaro che in questo periodo siamo chiamati un po' da tutte le parti. Ci hanno chiamato ad Oderzo, ci hanno chiamato a Segusino, in cui porteremo i nostri telescopi e le nostre immagini. Ecco, grazie quindi anche agli astrofili di Vittorio Veneto e noi proprio da qui, da Piazza del Popolo, concludiamo questo nostro viaggio all'interno di Calici di Stelle. È stato bello vedere tanta gente con le dovute distanze prendere parte a questa manifestazione e speriamo che possano essercene di altre. Mi raccomando, puntare gli occhi al cielo, perché tra questa sera e il 12-13 agosto ne vedremo delle belle. Stiamo parlando delle stelle cadenti, ovviamente. Grazie.